Buongiorno a tutti, diamo inizio questa mattina all'intitolazione di quest'area che chiameremo appunto Giardini Antonio Gramsci e nel contempo voglio salutare tutti i presenti per la partecipazione, le autorità civili, militari, religiose che hanno voluto insieme a tutta la cittadinanza ricordare questo momento. Il 13 maggio ultimo scorso, con protocollo 9850, la prefettura di Oristano ha inviato al comune di Abbasanta il decreto di autorizzazione per la variazione del viale Gramsci in viale della Rimembranza e l'intitolazione dei giardini comunali alla memoria di Antonio Gramsci, così come da deliberazione numero 93 dell'11 dicembre 2013 e la numero 21 datata 1 aprile 2015 della Giunta Comunale di Abbasanta. Si conclude con questo atto l'iter procedurale che ci ha portato alla giornata odierna e alla conseguente adozione dei nuovi toponi. Si procede adesso con la scopertura della stele e la conseguente poi benedizione da parte di Don Mario. Scopriranno una stele il dottor Eufemia, vicequestore di Oristano, e Stefano Sanna, sindaco di Abbasanta. Da una parte. Adesso Don Mario benedirà la stele. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, che in ogni tempo e in ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione, benedici questa stele e quanti transiteranno per questa strada, per questo luogo. Il tuo angelo li preceda e li accompagni perché, superata ogni insidia, giungano sani e salvi alla meta desiderata. A te gloria nei secoli, per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, via, verità e vita. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Adesso Stefano, il sindaco, dirà 2 parole. Allora, anch'io saluto chiaramente tutti, saluto le autorità civili, le autorità militari, il dottor Eufemia, vicequestore di Oristano, Don Mario e tutti voi cittadini che siete qui presenti. Un saluto particolare anche a coloro che si stanno proponendo per amministrare anche le nostre comunità di Abbasanta, Ghilarza e Norbello. Ho visto Matteo Manca, il candidato sindaco di Norbello, non ho visto l'altro candidato di Ghilarza, comunque se c'è lo saluto ovviamente. L'amministrazione comunale con questa cerimonia ha voluto semplicemente onorare un impegno preso. L'impegno era quello di rinnovare la memoria dei nostri caduti in guerra e anche il rilievo storico delle persone illustri di questo territorio. Non ci è mai interessato alimentare la polemica che voleva contrapporre gli uni agli altri. Siamo perciò orgogliosi di aver offerto ai cittadini abbasantesi l'opportunità di essere considerati una comunità che onora la propria memoria e la propria civiltà. Non è mai stata intenzione di complicare sotto il profilo storico e documentario la descrizione e la lettura di tutti gli eventi, quanto un'armonica rivisitazione dei luoghi della memoria nel rispetto della verità storica e della sua vera e autentica denominazione. Gramsci non si cancella. L'eredità intellettuale che ha lasciato fa di lui uno dei più grandi protagonisti della storia letteraria sarda, italiana, mondiale e della vita politica italiana del XX secolo, e chi entra nella storia diventa patrimonio di tutti.
sta a saldo nella nostra memoria e nella grande lezione di idee che ci ha lasciato e nella sua esemplare lezione di vita. La sera dell'8 novembre del 1926, in violazione dell'immunità parlamentare, Gramsci venne arrestato nella sua casa e rinchiuso nel carcere di Regina Coeli. Il Tribunale Speciale il 28 maggio del 1928 lo condannò a 20 anni di reclusione come oppositore. La vita del carcere e le privazioni a cui fu sottoposto compromisero la sua salute già malferma. Il 27 aprile del 1937, a soli 46 anni, morì. Dal carcere giudiziario di San Vittore a Milano, 11 maggio 1928, Gramsci parte per il carcere romano di Regina Coeli. In quello stesso mese ha inizio, di fronte al Tribunale Speciale, il processo contro il gruppo dirigente del Partito Comunista d'Italia, che si conclude con pesanti condanne. Con intensità espressiva, mai disgiunta dalla chiarezza e dalla semplicità che è propria delle sue lettere, egli fa coraggio alla madre, con parole d'alto contenuto morale, perché la detenzione e la condanna non vengano vissute, in famiglia e nel paese di Ghilarza, come un disonore, ma come dimostrazione che la fede ai propri ideali e alle proprie convinzioni è presupposto irrinunciabile se si vuole conservare la propria dignità di uomini. Dalla lettera alla madre del 10 maggio 1928. Carissima mamma, non ti vorrei ripetere ciò che ti ho spesso scritto per rassicurarti sulle mie condizioni fisiche e morali. Vorrei, per essere proprio tranquillo, che tu non ti spaventassi o ti turbassi troppo, qualunque condanna siano per darmi, che tu comprendessi bene, anche col sentimento, che io sono un detenuto politico, che non ho e non avrò mai da vergognarmi di questa situazione, che in fondo la detenzione e la condanna le ho volute io stesso, in certo modo, perché non ho mai voluto mutare le mie opinioni per le quali sarei disposto a dare la vita e non solo a stare in prigione. La vita è così, molto dura, e i figli qualche volta devono dare dei grandi dolori alle loro mamme, se vogliono conservare il loro onore e la loro dignità di uomini. Ti abbraccio teneramente, Nino. In questa lettera si evince l'integrità morale del nostro concittadino, che gli viene anche dall'educazione ricevuta da questa grande figura che la madre rappresenta per lui. Gramsci sa che sarà condannato per le sue idee, alle quali però non vuole rinunciare, ma sarebbe disposto a dare la vita per esse. L'ossessione per la verità, come ebbe a scrivere, la impara probabilmente sulla pelle, dopo la condanna del padre per peculato, e la coltiverà durante tutta la sua vita. Attraverso il legame col mondo esterno, con le cose e gli affetti che gli furono cari, egli lottò contro l'annullamento della propria identità intellettuale e morale. I suoi scritti costituiscono, oltre che il segno di una grande forza morale, una testimonianza straordinaria di una lucida intelligenza critica e di una profonda capacità di analisi. Sono trascorsi 78 anni dalla morte. Oggi, nel dedicargli questi giardini, ricordiamo il suo sacrificio e quello di molti altri che ci hanno consentito, e tuttora ci consentono, di vivere in un'Italia unita, libera e democratica. Ci piace qui sottolineare il rapporto con la Sardegna, che può essere considerato il retroterra antropologico, culturale e sociale della formazione gramsciana. Più tardi Antonio Gramsci, chiamato Nino dai suoi cari, emigrerà per compiere un suo percorso di emancipazione da quella condizione che lui stesso definiva di triplice e quadruplice provinciale. Volendo azzardare un parallelo, forse tale migrazione non è troppo lontana da quella intrapresa da molti giovani sardi ancora a noi più vicino, che oggi vogliamo riportare in luce e condividere attraverso gli alberi di questo viale e questa scultura che dedichiamo a Gramsci e a tutte le persone che non si stancano di impegnarsi per l'affermazione dei più alti valori democratici, eterni ispiratori di ogni politica. La libertà non è mai scontata, è bene ricordarlo sempre. È importante recuperare il proprio passato e averne piena e critica consapevolezza
perché è una parte di noi stessi, perché il silenzio di una cultura è un impoverimento per tutta l'umanità, ma soprattutto perché è fondamento indispensabile per costruire un presente che abbia senso e cultura e perché quel senso e quella cultura sappia tradurre in un autentico sviluppo e in una reale costruttiva autonomia, ma sappia anche nel contempo offrire un contributo a quella realtà più ampia e generale della quale anche noi siamo parte, nel rispetto e nel riconoscimento delle molteplici differenze, nel naturale sentimento della propria appartenenza. È necessario prendere atto che oggi ciascuno è figlio della propria terra, ma è anche figlio del mondo intero. Alle nostre madri e ai nostri padri che hanno lottato per la conquista della libertà e della democrazia va la nostra riconoscenza. Un augurio speciale ai nostri giovani, che sappiano apprezzare e ricordare nel futuro questo grande dono e sappiano proteggerlo sempre. E a tutti noi l'augurio della speranza di un futuro migliore. Ancora al termine di questa cerimonia ringrazio tutti voi appunto per aver partecipato, ringrazio tutte le autorità, insomma vi auguro buona domenica e grazie anche voglio ringraziare anche i miei più stretti collaboratori Paola e Enrico prima di tutto e Alessandra e tutti gli altri, gli operai che hanno diciamo, la ditta che ha realizzato questa bella scultura e gli operai che hanno realizzato lo scavo perché potessimo ammirarla. E ringrazio un po' tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito, ringrazio anche la prefettura che ha condiviso queste nostre motivazioni e ha autorizzato diciamo, la ridenominazione del viale Gramsci in viale della Rimembranza e l'intitolazione di questi giardini ad Antonio Gramsci. Grazie ancora a tutti.